Buon pomeriggio a tutti amici qui dal Matranga di Castellammare del Golfo e benvenuti alla gara tra Castellammare Calcio e Bagheria CDV. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Ancora prende Scalisi, quando è lui? Scalisi! Ha provato il destro il numero 8. Prova la giocata ma viene fermato ancora. Il dribbling a cercare poi il cross al centro. Arriva Frisella che mette giù e c'è stata poi la conclusione di Musso. Che arriva al centro, sulla linea, ha salvato il Castellammare, ancora Ordoniez. Lampo, mentre qui c'è giallo per Frisella che era già ammonito e quindi rosso. Giglio, Girgenti, Ordoniez, pallone che arriva al centro, ha avuto Di Paola, il pallone ancora di per Giglio, Di Paola esce una volta, Di Paola due volte, incredibile, super Di Paola e poi Petrullo, Di Paola, insuperabile Di Paola, deve capitalizzare quanto di buono fatto vedere nel primo tempo. Occhio qua, il pallone è buono per Giglio, la mette giù, ancora Ordoniez, destro, Gallina va alla Cannizzaro, si aggiunge la festa il numero 1 che sbaglia, la Canonia può anche andare in porta, impreciso. Ballariano sinistro, Di Paola in due tempi la fa sua, ancora Girgenti, più centrale il 10, Girgenti, tiro, Di Paola, larga a destra, le giocate per liberare Messina al centro dell'area, può arrivare Romano, sinistro che rimane troppo lì al 19, ancora Musso, cercare, va con il braccio, la prende Gallina e occhio perché dovrebbe essere già ammonito Gallina, rosso anche per il Bagheria. Non sono tanti i castellammaresi in aria rispetto alle maglie nerazzurre, pallone che comunque arriva al centro, ci ha provato Adamo, ancora Ba, in due in aria, aspetta qualcuno, Ba, la giocata, Ba, entra in aria, al rimorchio c'è Musso, Cannizzaro, troppo centrale, Petrullo, Lucera, la finta, ancora il 14, insiste a destra, Lucera mette il pallone al centro, lo stacco, Ordoniez, il gol del Bagheria, ha segnato sempre Ordoniez, il gol però di un'ottima percentuale è di Lucera. Ho usato questa battuta proprio ad hoc, ora Lucera col destro, vicino a raddoppio ma c'è la parata di Di Paola, sbaglia, può andare quindi Lucera che rimane lì, poi il tentativo di Romano, Cannizzaro che guarda la porta, il sinistro va alto, in panchina, quando che arriva al centro, tagliato, tutti a vuoto, deve uscire Bagheria, c'è fuori gioco e soprattutto c'è la fine della partita, il Bagheria ha vinto, qui a Castellammare spugna il Matranga, basta la capocciata di Ordoniez su una mangia di Lucera.